Una ricognizione delle strutture carcerarie italiane per conoscerne le reali condizioni, quella che stanno effettuando in tutta Italia più di 200 politici nell'ambito dell'iniziativa Ferragosto in carcere. Oggi è stata la volta di Treviso. L'iniziativa è stata denominata Ferragosto in carcere. A portarla avanti in questi giorni sono stati oltre 200 tra deputati, senatori, europarlamentari e consiglieri regionali di tutti gli schieramenti politici, capeggiati dai radicali, che in questo weekend di Ferragosto hanno effettuato una ricognizione approfondita delle carceri italiane. E oggi anche la casa circondariale di Santabona e l'adiacente carcere minorile sono stati visitati da una delegazione che si è trovata di fronte a una situazione che non può essere definita edificante. Purtroppo anche Treviso, come buona parte di tutto il Veneto, vede una sovrappopolazione, direi record, perché a fronte del numero che legalmente dovrebbe essere quello che può ospitare detenuti in questo istituto, ce ne sono più del doppio. Il numero dovrebbe essere 134 unità e invece oggi erano presenti 281 persone. Le strutture trevigiane seguono il trend nazionale, mai i detenuti in Italia sono stati così tanti e nemmeno il piano carceri sarebbe sufficiente per risolvere l'attuale sovraffollamento. Com'è possibile costruire nuove carceri se non ci sono i soldi per pagare le guardie? Le proposte dei radicali per rendere più vivibili le prigioni sono dunque tre: ridurre l'utilizzo dei provvedimenti di custodia preliminare in carcere, depenalizzare i reati legati alla droga e utilizzare forme di pena alternative. Propaganda questa di risolvere il problema creando nuove carceri per cui non può essere stanziato del personale. Propaganda anche dire più carcere, più sicurezza, perché con un aumento delle misure alternative e quindi un aumento da parte del governo degli stanziamenti a favore di queste misure alternative si potrebbe avere da un lato una situazione più tollerabile in carcere e dall'altro anche più sicurezza fuori.